Asiago, con il progetto Adotta un albero, Coldiretti Provinciale intende farsi parte attiva di un'iniziativa che si propone in tutti i sensi di far rivivere le montagne vicentine, dall'altopiano di Asiago ad Enego. Un impegno che sarà possibile solo grazie ad una task force di esperti e soggetti che hanno un forte interesse a riportare il territorio alla situazione preesistente al disastro che ha devastato un numero incredibile di alberi. È stato aperto un conto, saranno coinvolte le scuole, organizzati eventi, interessati i vivaisti e venduti questi manufatti realizzati con le piante cadute durante la bufera. Bassano. Tematiche sanitarie al San Bassiano. Venerdì si terrà un congresso regionale per parlare di riprotesizzazione dell'anca. Arriveranno esperti da tutto il Veneto. Negli ultimi anni il numero di persone costrette ad affrontare questo tipo di intervento è cresciuto. In Italia sono 100.000 i casi, si parla di un incremento del 5% annuo. Di questi almeno per un 9% sarà disposta una riprotesizzazione. L'aumento del numero di giovani che vengono protesizzati e il progressivo aumento anche delle aspettative e quindi dell'allungamento delle aspettative di vita di una persona portano ad un aumento del numero delle revisioni. Asiago, i carabinieri forestali di Vicenza sono intervenuti a seguito di indagini relative alla commercializzazione fraudolenta di alimenti di origine cinese, rumena e macedone fatti passare come produzione locale. Nel corso di alcune ispezioni in attività commerciali dell'altopiano, infatti, sono stati rinvenuti funghi essiccati provenienti principalmente dall'estero, ma che erano stati fatti passare ed etichettati con diciture che richiamavano l'origine e la produzione locale. Sequestrati 100 kg di prodotto dal controvalore di 8.000 euro.